pomeriggio amici ascoltatori dal canale YouTube di Veronica Pisano. Guardate che occhi, ho le lenti a contatto finalmente. Non sapete cos'è successo? È successo questo, praticamente cercavo di mettere le mie lenti a contatto appena erano finite le altre, le trimestrali, non dico la marca, comunque erano finite. Le avevo buttate quelle. Nel frattempo avevo acquistato le altre e stavo usando quelle. Cos'è successo? Che non le tolleravo più, cioè sentivo bruciare gli occhi. Adesso ho ordinato per curiosità un'altra marca, questa che vedete qua, questo colore molto bello, azzurro, di un'altra marca. E praticamente le tollero questa, quindi ho usato quella marca per anni. Vieni qui Luna. Ho usato quella marca per anni e l'ho tollerata e ora improvvisamente non la tollero più praticamente. Può succedere, insomma, come il bagnoschiuma, magari ti lavi sempre con lo stesso bagnoschiuma, poi improvvisamente ti fa allergia, e così mi è successo con le lenti. Adesso ho queste altre lenti, sono carine, è un bel colore che non prenderò più però perché non mi piace, cioè mi piace però le volevo più chiare, quindi le prossime saranno diverse. Bene, vieni qui Luna, sali qui, brava, cuccia qui, brava. Don Raffaele, vai Maurizio, salutiamo tutte le persone che ci vedranno in differita, in modo particolare Marinella S e Pierricaldo di Girolamo, e Fabrizio Lai e anche Pedro Ossidiana. Iscrivetevi al canale YouTube di Pedro Ossidiana, Pedro Ossidiana. Vai Maurizio, cantatela insieme a noi perché questa è una bellissima canzone. Io mi chiamo Pasquale Gaviero, son brigadiere del carcere Uinè. Io mi chiamo Gaviero Pasquale, sottovoce reale dal 53 e al 100° catenaccio alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno con 4 infamoni, briganti, bamboni, cornuti e lacchè. Tutta l'ora con sta fetenzia che sputa minacce, sta figlia con me. Alla fine mi sento papale, mi spontono, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiego che penso e beviamo caffè. Ah che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, qua ricetta che Cicirinella compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, allo Stato che fa. Un galantuomo che tiene 6 figli ha chiesto una casa e ci danno consigli. Metrosessore che Dio lo perdoni, dentro al rouleau c'ha le revisioni. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le 3, volete spremuto, volete caffè. Ah che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, qua ricetta che Cicirinella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, qua ricetta che Cicirinella compagno di cella precisa mamma. Che ci sta l'inflazione, la valutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendio che chi lo stipendio in ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, con marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era molto più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, prestasse per fare presenza. Io vi chiedo le gradito campare o volete caffè. Ah che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, qua ricetta con Cicirinella compagno di cella ce l'ho con mamma. Ah che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, qua ricetta con Cicirinella compagno di cella precisa mamma.
Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai viste che sa? Chi se sono fatiscenti, pecchisti e fedenti si tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe uno santo. Ma cadendo voi state a pagare, fuori anche stati se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 rimborsi. Che date conforto e lavoro, eminenza vi baci vi imploro, chi lo dorme con mamma e con me, che crema d'Arabia, che chisto caffè. Un coglione ha richiamato, vi spiego, io ho il cellulare che sta riprendendo qui su YouTube. È uno stronzo tutti i giorni, anche il giorno di Ferragosto, pensate, anche il giorno di Ferragosto ha telefonato con l'anonimo, quindi anche adesso ha interrotto la live per telefonare, ma chissà chi sarà, deve essere un cretino e basta, è un cretino e basta, una persona sola sicuramente, perché se va, oppure si sente solo, perché se stesse bene sicuramente non farebbe telefonate anonime così, cioè, a me non verrebbe mai in mente di fare telefonate anonime per non parlare, oppure per dire un nome simile al mio, e poi non ha paura che io lo scopra, perché dalla voce un po' si capisce chi è, no? Bene, per questo video è tutto, mettete un like al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima live. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, grazie perché state crescendo, e mettete un like. Iscrivetevi e mettete un like. Ciao a tutti, grazie.